turismo e un deterrente, dicono, per chi vuole venire a trascorrere le vacanze sulle nostre spiagge venete. Vaccinazioni, ultima chiamata del governatore Zaia agli over 60. Ci sono 52.000 posti disponibili, finiti i quali si procederà con le altre classi di età. I test rapidi sono tra le scelte migliori per contenere il contagio, a dirlo il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che critica lo studio Crisanti. Lutto e Jesolo per la morte di Renato Giacchetto, 72 anni, presidente nazionale dei locali da ballo, trasformò la località balneare nella patria della movida. È ancora ricoverata con fratture multiple, ma è viva. La 15enne caduta dal quarto piano di casa ieri pomeriggio. Parla l'esperto: intercettare i disagi dei ragazzi. Rimborsi acqua alta del novembre 2019, oltre 1 migliaio le domande inevase per importi superiori ai 20.000 euro, per le quali si attendono i 40 milioni del governo. È l'immagine che questa primavera ci sta offrendo in questo periodo, lo spettacolo delle distese dei campi di colza, veri e propri acquerelli naturali di giallo vestiti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Non è ancora arrivato e già accende le polemiche il certificato verde che permetterà ai turisti europei di viaggiare in Italia, ma secondo l'associazione degli albergatori iesolani aumenterà solo la confusione. In attesa del Green Pass europeo, il governo Draghi ha annunciato che a breve sarà introdotto in Italia un certificato verde per permettere ai turisti europei di viaggiare nel nostro paese. Le regole rimarranno sostanzialmente quelle per gli spostamenti tra regioni in fascia rossa o arancione, essere vaccinati o guariti dal Covid, oppure ancora essersi sottoposti ad un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti al viaggio. Ma tra gli albergatori, rappresentanti per antonomasia di un settore strategico come il turismo dell'economia nel veneziano, i dubbi sono parecchi. Crediamo che per delle semplici norme come queste, che sostanzialmente equivalgono a dire che chi dovesse avere sintomi o Covid deve starsene a casa, non ci sia bisogno di istituire un Green Pass o carta verde, come la si voglia chiamare, che dà semplicemente l'idea di un ulteriore paletto per potersi spostare. Semplicemente ci sono delle regole così come c'erano prima, per cui a livello di comunicazione, che in questo momento è fondamentale e nel turismo lo è forse ancora di più, credo che questa soluzione non vada in una direzione di apertura, di fiducia nei confronti degli ospiti e che quindi dia la sensazione di un qualcosa da dover fare per potersi spostare da un paese all'altro. Invece di accrescere la confusione, secondo Alberto Maschio, oltre che presidente dell'Associazione Iesolana Albergatori, anche coordinatore di Federalberghi Spiagge Venete, bisognava innanzitutto ripartire dall'esperienza maturata l'estate scorsa. E sembra quasi paradossale che l'efficacia, la capacità, l'attenzione che l'estate scorsa è stata prestata da parte di tutte le imprese, di tutte le categorie nel cercare di garantire e tutelare la salute dei nostri ospiti, dei nostri collaboratori, quindi delle nostre aziende, con risultati direi eccellenti, sia forse valsa a nulla, e che quindi non si parta da quello per poter garantire delle riaperture con forse maggior semplicità e senza cercare di complicarle. Parliamo adesso di vaccinazioni con l'ultima chiamata del governatore Zaia agli over 60. Ci sono 52.000 posti ancora disponibili. Intanto cambiano le modalità di prenotazione. Serviranno infatti anche gli ultimi 6 numeri della tessera sanitaria. Abbiamo 52.018 spazi in agenda che ad oggi non sono occupati. Cosa vuol dire? Vuol dire che faccio appello a tutti gli over 60 di provvedere quanto prima, se hanno deciso di vaccinarsi, a prenotarsi, perché non escludo che questa sia l'ultima chiamata tra oggi e domani. La situazione in poche settimane si è di fatto capovolta. Ora ci sono più disponibilità che prenotazioni. Da qui quella che lo stesso presidente Zaia definisce l'ultima chiamata per gli over 60, dopodiché si procederà con le altre classi di età. Cosa significhi in termini operativi è presto detto. I sessantenni, il settantenni rischiano di trovarsi in un mare magnum di cinquantenni è un mare magnum imponente, quindi faticherà molto a risalire la corrente per riuscire a vaccinarsi. Allora noi vorremmo evitare che si crei poi questa difficoltà, perché non siamo in grado poi di garantire
corsie preferenziali. E a proposito di prenotazioni, cambiano i dati da inserire sul portale. In base alle indicazioni del garante per la privacy, oltre al codice fiscale serviranno le ultime 6 cifre della tessera sanitaria, questo per evitare hackeraggi. Campagna vaccinale che per Zaia potrebbe arrivare al giro di boa entro l'estate, anche con il sostegno logistico delle aziende. Tema strettamente connesso, quello degli spostamenti, con il Green Pass sul quale stanno accelerando sia governo italiano che Europa. Noi siamo a disposizione, abbiamo un'anagrafe vaccinale efficiente, per cui nel momento in cui si tratta di stampare su un pezzo di carta o da qualche altra parte un nuovo modulo, abbiamo un'anagrafe pronta. Zaia che torna sulla lunga giornata di martedì in 5ª Commissione Sanità, rivelando di aver chiesto che il suo verbale della seduta venga trasmesso in procura, e sulla presunta querela di Azienda Zero al professor Crisanti, smentita dal direttore Andrea Tognolo. Dovete parlare col dottor Tognolo. Punto. C'è altro da aggiungere. I test rapidi per la positività al Covid sono tra le migliori scelte per contenere il contagio, a dirlo il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che critica i risultati dello studio del professor Crisanti. I test antigenici rapidi si lasciano sfuggire soggetti positivi al Covid? Sostenere la loro scarsa affidabilità, come ha fatto uno studio del professor Andrea Crisanti, ha sollevato più di una critica tra gli addetti ai lavori. Antonia Ricci è direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Non è uno studio rivoluzionario, non dice niente di diverso rispetto a tanti altri studi pubblicati in tutto il mondo e che riportano risultati davvero molto analoghi a quelli del lavoro del professor Crisanti. Quello su cui non concordo io, ma soprattutto non concorda la maggior parte del mondo scientifico, sono le conclusioni di questo studio. Nessun test è perfetto, sostiene Antonia Ricci, e ogni test va valutato a seconda della situazione in cui si interviene. Effettivamente i tamponi rapidi non vedono un certo numero di positivi che invece sono identificati dai test molecolari. Dobbiamo anche considerare che molti campioni che i test antigenici vedono come negativi e che invece sono positivi in PCR, in realtà non sono contagiosi. Il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico condivide e difende l'utilizzo del test rapido in una condizione di pandemia, come è avvenuto in Veneto, perché ha assicurato risposte immediate ad un alto numero di persone. Il test molecolare non può avere un esito prima di 24, ma a volte 48, a volte anche più giorni, 48 ore o più giorni. E in questo caso pazienti magari con elevata contagiosità, elevata carica virale, possono contagiare altre persone. Il test antigenico è in grado di identificare questi individui come positivi e quindi è possibile isolarli immediatamente. E a proposito della 5ª Commissione Sanità riunitasi ieri con l'audizione del governatore Zaia, la maggioranza ne esce più che soddisfatta. Abbiamo dimostrato che tutte le accuse che ci sono state fatte nell'ultima settimana sono accuse infondate, soprattutto anche l'attacco da parte del professor Crisanti, che è un attacco politico e strumentale solamente per la volontà di demolire da un punto di vista mediatico il sistema sanitario regionale. C'è soddisfazione tra gli esponenti della maggioranza in Consiglio regionale. La Commissione Salute sulla gestione della pandemia in Veneto è servita, affermano, a fugare ogni dubbio sugli attacchi ricevuti dall'opposizione in questo periodo. Un'opposizione che per mesi ci ha attaccato su uno studio di Crisanti che non esisteva, che ancora non è pubblicato e che finalmente abbiamo potuto vedere anche noi, e dove si evidenzia che più del 98% dei tamponi rapidi aveva un esito sovrapponibile ai tamponi molecolari. Quindi per mesi ci hanno raccontato di un 30% di tamponi rapidi che non funzionava. In realtà tutto questo è stato una montatura. Strumentali, secondo la maggioranza, sono state anche le richieste di chiarimento dell'opposizione sull'aumento di contagi e decessi da Covid-19 registrata in Veneto tra l'ottobre 2020 e il marzo 2021. È del tutto normale che se noi andiamo a spezzettare i 15 mesi di presenza del virus in Italia, vedremo che ci sono stati dei mesi nei quali una regione ha avuto più problemi, dei mesi in cui un'altra regione ha avuto altri problemi. L'unico dato certo è che dall'inizio della pandemia il Veneto è all'8° posto tra le regioni d'Italia per incidenza di mortalità su 100.000 abitanti. Per i consiglieri di opposizione invece la seduta di ieri non è servita a dissipare dubbi e perplessità. È stata una commissione che ha visto
3 ore la maggioranza a porre le proprie questioni, sicuramente non ha risposto ai tanti quesiti su cui noi in questi mesi abbiamo cercato di dare risposta, perché non è possibile che otteniamo i risultati e i decreti e le informazioni soltanto a suon di minacce di una diffida. Sul Covid, come su altri argomenti, ci deve essere più dibattito nelle sedi istituzionali. È il primo punto su cui pongono l'accento le opposizioni in Consiglio regionale, poco soddisfatte anche delle risposte ricevute in Commissione Salute sulla gestione del coronavirus in Veneto. Ci devono rispondere come mai. Mentre nella prima ondata abbiamo avuto 2.500 morti circa, decessi, nella seconda ondata ne abbiamo avuti oltre 8.000. Questa è una domanda a cui qualcuno deve rispondere. Allora, i test rapidi sono stati utilizzati nel modo corretto come da circolare del Ministero? Era questa la domanda, non tanto il fatto di usarli. Le opposizioni respingono l'accusa della maggioranza di voler strumentalizzare la pandemia a scopi politici. Il motivo che ha spinto la richiesta di convocazione della Commissione, spiegano, è che si chiariscano dubbi e perplessità su quanto accaduto in questi mesi. Noi abbiamo solo cercato delle risposte che ci chiedono i cittadini veneti. Quello che mi dispiace è che non si sia persa l'occasione di addittarci come coloro che in qualche modo vogliono offendere i sanitari e la sanità del Veneto. E a proposito di Commissione e Regione, proprio sui motoscafi della Regione sono comparsi degli insulti e delle minacce scritti con la vernice rossa. Identificato il responsabile grazie alle telecamere di sicurezza. Si tratta del noto senza fissa dimora, già conosciuto dalle forze dell'ordine, che da tempo staziona in piazzale Roma Venezia. L'uomo è stato denunciato. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione della polizia locale. Il senzatetto, oltre alle scritte sui motoscafi della Regione ormeggiati a Santa Chiara, ha preso di mira pure il Jersey, l'ingresso del tribunale, il centro vaccinale e altre zone vicine all'ingresso della città. La cronaca è ancora ricoverata ma è viva, la quindicenne del veneziano che ieri si è gettata dal 4º piano del terrazzo di casa. È ancora ricoverata in prognosi riservata la quindicenne del veneziano che nel pomeriggio di martedì si è gettata dal terrazzo del 4º piano del condominio dove abita con la famiglia. Ha subito forti traumi, diverse fratture per la caduta, ma è miracolosamente ancora viva e non sarebbe in pericolo di vita. Ad assistere alla drammatica scena anche il padre, insieme a un gruppo di passanti e alcuni condomini che hanno immediatamente dato l'allarme chiamando i soccorsi. Ad attutire l'impatto della ragazzina, infatti, il materassone gonfiabile dei vigili del fuoco, seppur parzialmente pieno d'aria, visto che il tutto è avvenuto nell'arco di pochi istanti, dramma fortunatamente sventato e che mette in evidenza il susseguirsi di episodi di cronaca di questa natura con protagonisti sempre più adolescenti. Ecco perché, secondo l'esperto, il funzionamento cognitivo non è assolutamente compromesso, sono tutte ragazzine che funzionano bene, molto bene dal punto di vista del funzionamento scolastico, ma vengono colte da un'ansia sociale molto intensa, tanto da non permettergli di alzarsi dal letto e di andare a scuola. Quando ci sono le prime avvisaglie di queste espressioni di malessere, l'adulto, anche se non riesce ad avere un contatto, deve avere una chiave di lettura adeguata in modo da potersi riferire a un professionista di riferimento che è in grado di avere quei codici per dare un senso al malessere. Cordoglio unanime per la morte a Jesolo di Renato Giacchetto, scomparso la notte scorsa all'età di 72 anni per malattia. Storico gestore di numerosi locali della località balneare, tanto da essere stato definito il re delle discoteche di Jesolo. Nel 2000 aveva anche ricoperto la carica di presidente nazionale del sindacato italiano locali da ballo della Confcommercio. Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello del sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. Presto un nuovo tavolo con il governo sul futuro della chimica e per capire quali prospettive garantire ai lavoratori del cracking, così il deputato veneziano del PD Nicola Pellicani. Al momento l'unica cosa certa è la chiusura del cracking nella primavera prossima, che significa 400 lavoratori con tutto l'indotto che sarà a spasso. L'azienda ha garantito che ci sarà un recupero di tutti i lavoratori e questo probabilmente noi non abbiamo modo di dubitarlo, però
c'è la questione di cosa sarà il futuro di Porto Marghera. Domanda per la quale, su richiesta dello stesso deputato PD veneziano, nei giorni scorsi alla Camera si è tenuta l'audizione con i vertici di Eni e Versalis. Il trasporto via mare prospettato dall'azienda è una soluzione che non convince, dicono i sindacati. Grazie al Recovery Plan probabilmente possiamo fare quel salto nel futuro che aspettiamo da troppo tempo. Marghera in questo contesto deve essere centrale per lo sviluppo di un'industria compatibile e sostenibile con un ambiente fragile come la laguna. In fase di definizione la data del prossimo tavolo del governo proprio sul futuro di Porto Marghera. Per rilanciare un progetto sostenibile che va nella direzione appunto della transizione economica, ma assicuri anche produzione industriale. A Porto Marghera, lavoratori della Pilkington in rivolta per non poter parcheggiare l'auto nei parcheggi aziendali e chiedono l'intervento di Confindustria. A Porto Marghera, alla Pilkington, stabilimento dove si producono lastre in vetro per l'edilizia, il problema per i lavoratori si chiama parcheggio, quello che c'è all'interno dell'azienda ma inaccessibile agli stessi per direttive imposte dai vertici per via di alcuni furti anonimi. Il risultato? Ovviamente con il rischio, cose che sono già successe, di multe e di danni alle auto. Quindi quello che chiediamo alla direzione aziendale è che si possa riprendere il parcheggio all'interno della fabbrica. Ma l'azienda continua a fare orecchie da mercante, eppure basterebbe installare delle telecamere nella zona adibita a parcheggio, dicono i lavoratori stessi. Questione per dirimere la quale in queste ultime ore è intervenuto il sindacato con le segreterie provinciali di Femca CISL, Wilcem e Filmken CGL con un'assemblea. Le richieste dopo anni di costosi quanto assurdi e dispendiosi sacrifici da parte dei lavoratori. Che va avanti da 4 anni e vorrei dire basta, il lavoratore non può pensare di arrivare in azienda e trovarsi la multa del 100 euro ogni qualvolta esce da un turno. Abbiamo chiesto all'azienda di farsi carico di questa situazione e non a livello economico, di aprire gli spazi e metterli a disposizione dei lavoratori fino a che i lavori qui che il Comune sta attuando per la messa in sicurezza della strada e creare ulteriori spazi non siano ultimati. Sindacati che hanno chiesto per i prossimi giorni un incontro con Confindustria per risolvere la situazione. Rimborsi acqua alta del novembre 2019, il punto del comune con l'assessore alla gestione del patrimonio di Venezia, Renato Boraso. Risarcimenti dall'acqua granda, trascorso un anno e mezzo da quel 12 novembre 2019, è l'assessore Renato Boraso a fare il punto dei danneggiati nel distinguo tra privati e attività economiche, commerciali e culturali e che ad oggi hanno beneficiato o sono ancora in attesa degli strumenti di erogazione messi a disposizione rispettivamente dal Comune e dal Governo. Eccoli riassunti in questa tabella. 6.500 le domande presentate complessivamente, delle quali 150 quelle tra i privati cui è stato chiesto di rimediare agli errori di compilazione burocratica. 400 le domande invece che non hanno ottenuto il risarcimento e quindi non accoglibili. Quasi 5.000 le pratiche già evase, quindi liquidate, per importi compresi fino ai 20.000 euro. Restano ancora sospese e da liquidare ben 1.400 richieste di rimborso per danni superiori ai 20.000 euro, per le quali si attendono i promessi fondi dal governo centrale. Abbiamo tanti milioni da risarcire sul tema sopra i 20.000 euro. Hanno annunciato che nel mese di maggio dovrebbe arrivare con approvazione il decreto che stanzia questi 40 milioni di euro per coprire tutti i risarcimenti. Il sindaco Luigi Brugnaro è molto preoccupato perché sta attendendo con ansia questo importo, perché voi capite che sono migliaia di cittadini, ma abbiamo anche tanti danni alle opere pubbliche che hanno ben superato importi oltre le rive, situazioni proprio di danni alle imbarcazioni importanti. Cambiamo argomento e parliamo degli acquerelli creati dai campi di colza disseminati in questi giorni lungo il nostro territorio. In questi giorni i fiori gialli della colza stanno illustrando i campi delle colture del nostro territorio che paiono acquerelli en plein air. Li si vedono dappertutto, specie a ridosso delle strade che percorriamo per andare al lavoro o lungo le campagne di casa nostra. Cingono persino improvvisate aiuole e fioriti bordi strada.
È lo spettacolo della primavera e della sua fioritura. Brassica napus, il termine di questa pianta, detta anche cavolo navone, visibile su piccoli appezzamenti come in lunghe distese per questo fiore dal colore giallo intenso, la cui sola vista evoca paesaggi e sogni fatati, un incanto di quello splendido capolavoro che si chiama natura. E con queste belle immagini termina questa edizione dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, vi lascio al meteo come sempre. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica sempre prevalente, dunque tempo più stabile, ma con qualche insidia. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 6 maggio. Sul Veneto al mattino cielo molto nuvoloso, spesso coperto. Sarà via via più soleggiato con il passare delle ore, dove avremo un cielo sereno o al massimo con poche nubi sparse. Sui rilievi al pomeriggio non si escludono dei veloci acquazzoni. Temperature stazionarie minime tra 4 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra i 17 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo una certa variabilità più diffusa, qui con locali temporali intervallati da momenti più asciutti. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime fino ai 16-18 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole un po' su tutta la regione, qualche pioggia sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime infine fino a 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.